In un momento di grande difficoltà collettiva, soprattutto economica, le stazioni carabinieri sono diventate centro di ascolto privilegiati dei cittadini in stato di necessità. Una presenza sul territorio particolare la nostra perché capillare e spesso unico baluardo dello Stato, dice il comandante regionale dell'Arma Sabino Cavaliere, che ha ringraziato per questo impegno il personale in forza nel Bellunese. Ha saputo esercitare quella funzione sociale che oggi ci viene riconosciuta dal cittadino, in un momento peraltro così difficile per il nostro Paese e che in un territorio come quello del Bellunese, in cui spesso le comunità sono un po' isolate dal punto di vista della ubicazione, ha trovato degli aspetti, dei riflessi molto positivi. Il generale Cavaliere oggi a Belluno era in visita di commiato. Giunto a fine mandato dopo 4 anni, il comandante della Legione Veneto torna a Roma e l'occasione è stata utile per tracciare un bilancio che è positivo sotto ogni punto di vista, sia operativo che di tipo personale. Prima dell'incontro con la stampa, Cavaliere si è intrattenuto con i suoi uomini e a loro ha rivolto parole di encomio per l'ottimo lavoro svolto a presidio e tutela del territorio e dei suoi cittadini. Soddisfazioni sono arrivate anche dalla scelta di razionalizzazione logistica che è stata confortata dai risultati ottenuti sul campo e dalla risposta dei bellunesi. Prendendo proprio spunto da quello che è stato l'esperimento di Santo Stefano di Cadore, che poi ha dato ottimi risultati perché ha consentito di creare un reparto molto più consistente e quindi di avere una proiezione esterna maggiore da parte dell'Arma dei Carabinieri e quindi una risposta altrettanto positiva nella cittadinanza. Credo che vada valutato se in altre parti di questo territorio, che è abbastanza complesso, ci siano altrettante situazioni che meritino la stessa attenzione. Al saluto del generale Cavaliere sabato si unirà quello del comandante provinciale Ettore Boccassini, che dopo 6 anni lascia Belluno per andare a dirigere l'ufficio personale dell'Arma al comando Legione di Padova. Il nuovo comandante dei Carabinieri arriverà in città la prossima settimana. Si tratta del tenente colonnello Massimo Cucchini, attuale comandante del ROS di Cagliari.